C'è una regola non scritta in questo lavoro: se un cliente viene da te con un'idea folle, tu dici di sì a prescindere di sapere come farla. Ecco, Impavida è esattamente quel cliente lì. È il terzo anno di fila che lavoriamo assieme e ogni anno si alza sempre di più l'asticella. Quest'anno la richiesta era semplice: vogliamo una ruota della fortuna per la fiera di Rimini. Non un pezzo di legno che gira, una macchina viva, suoni, luci che interagiscono, meme che ti insultano. Per farlo avevamo 20 giorni, sulla carta un totale ma Big Rocket è un laboratorio di prototipazione, è chiaro che noi accettiamo solo progetti pazzi. Questa è la nostra idea: una base su ruote, la struttura arancione che contiene tutta l'elettronica formata da due semicerchi, la ruota che gira da 90 cm, ma soprattutto l'importantissimo taca taca. Ok, il primo passo è andare a prendere tutti i pezzi che ci servono di cartone per fare la nostra dima tagliata al laser. Ora siamo qua col laser veronese, taglio a CO2, ci prepariamo la dima, così segniamo bene su tutti i pezzi, li prepariamo e poi andiamo direttamente in CNC. Perfetto, preparato adesso il pezzo nella CNC, programmato per fare questo semicerchio. 1, 2, 3, via! All'inizio ti senti sempre un genio, avevamo la tabella di marcia perfetta, io nella meccanica e Leo con l'elettronica. Ok, ora ho preparato un veloce jig per tagliare un cerchio con la fresatrice da 90 cm di diametro per tenere fermo qua nel nostro raggio da 45 dall'interno della fresa. Uso la stessa punta che ho usato per forare per fissarla al pezzo. Perfetto, ora che abbiamo tutti i pezzi tagliati alla CNC, questi qua sotto, la base, la parte dove andrà incastrata tutte le luci, quello che andiamo a fare adesso è unire le due parti. Quindi utilizziamo un prodotto no sponsor, Bostik Polymax, perché è un ottimo prodotto a prescindere. Metteremo delle linguette di materiale sempre uguale attaccato dietro per dare un po' di ciccia. Cominciamo, che poi finalmente cominciamo ad assemblare tutta la struttura. Perfetto, tutto sistemato e incollato perfettamente. Ora lasciamo ad asciugare. Nel mentre che si asciuga passiamo la palla al nostro Leo che vi spiega tutto il funzionamento dell'elettronica e delle schede di controllo, luci e suoni. Per farla funzionare serviva dargli un cervello. La meccanica non funzionava perché in fiera c'è pieno di gente ubriaca e molesta. La meccanica si sarebbe rotta, per cui scegliamo un sistema più elettronico con dei sensori infrarossi e delle bande bianche e nere per selezionare ogni volta il premio preciso. Come vedete qua abbiamo degli spicchi bianchi e degli spicchi neri e in base alla combinazione tra l'interno e l'esterno abbiamo piccole vincite, grandi vincite, piccole perdite e grandi perdite. Adesso è in stand by, quando inizio a girarlo lui sentirà il movimento e va in modalità rotazione che adesso è blu. Quando mi fermo fa partire l'animazione relativa alla vincita o alla perdita. Ci sembrava però il piano perfetto. In 2 settimane il progetto era terminato e poi via a bere 200 birre. Avete solo 2 modi per fare le parti curve, il modo giusto o il modo sbagliato. Indovinate cosa ho scelto? Ovviamente il modo sbagliato, usando il multistrato da 4 mm. Se volete fare questi lavori c'è un materiale apposta, si chiama Multistrato Flex, sganciate i money, prendete quello e vi risolvete un sacco di problemi. Fidatevi di un c***o. Ok, quindi incollarlo direttamente viene una bella cazzata, si spezza come è successo prima. L'idea che mi è venuta era quella appunto di scaldare, ammorbidire, metterlo in pressa o comunque metterlo piegato, aspettare domani che si sia ammorbidito, preso la forma e poi domani incollarlo. Non serve a sparare! Ah! Perché? Non spari! Questo si è incollato e mi piace. C'è sicuramente da fare tutta una questione che riguarda levigatura, stuccaggio e colore. Quindi la struttura tiene, è solida. Forse valuterò di mettere un rinforzino qua sotto, ma tanto questa è solo una copertura della base. Passiamo a dargli una levigata e una stuccata. Ottimo, e dopo un paio di orette di leviga, stucca, stucca, leviga, leviga, stucca, stucca, leviga, la parte sopra e sotto sono state terminate. Ho anche ripristinato la nostra base su ruote
e come vedete si incastra tutto molto bene, tutto andrà poi pitturato, sia quello che quello là. Ora non ci resta che andare a provare a fissare questo qui sopra al nostro palo. Ok ciurma, oggi ci sarà la giornata speciale in cui vedremo per la prima volta la ruota assemblata sul suo stand e girare. Siamo tornati poco fa dal fabbro dove ci ha saldato la staffa che abbiamo disegnato con i nostri bulloni. Ora andremo a cominciare a installare la base nello stand e poi tutto il resto sopra. Ora fissiamo la nostra staffa in metallo per il cuscinetto. Mi sono stampato una piccola dima che entra perfettamente qua, giusto per centrarla col nostro foro. La metto qua da sotto. Veramente difficile sbagliarsi. Come vedete ci abbiamo fatto saldare i dadi all'interno, così qua ho la mia filettatura e lo possiamo avvitare. Quindi raga, questo qua è il primo giramento di ruota. Gira, prova con le luci e prova di dimensionamento, ma mi sembra strazzeccato. Prossimo passaggio, Leo che monterà tutta l'elettronica. Qui ho le luci rimaste. Queste qua, che hanno questi due fili in più, sono due fili per fare power injection, ovvero su una striscia molto lunga di questo tipo, come i VS2812 e altri LED comandabili. Ogni tot metri di luci bisogna inserire un alimentatore, perché sennò dall'inizio alla fine della striscia il colore cambia, perché non arriva abbastanza voltaggio alla fine. Ora le ho collegate giusto così per fare la prova. Ho collegato il nostro controller, in questo caso è uno vergine con VLED sopra, per permettermi di controllare tutto senza dover programmare eccetera. Qua abbiamo il nostro alimentatore da banco, che adesso è un alimentatore da pavimento, che adesso accendo 0,7 perché quando si accendono sono circa il 50% di luminosità, e questa la ruota accesa. Raga, ok, abbiamo la ruota funzionante. Ora ve la spiego velocemente perché poi devo passare a dare la finitura a tutto. Perfetto, allora molto velocemente abbiamo impostato la ruota con 4 premi, ovvero 2 vincite e 2 perdite, in modo da avere una grande vincita, una grande perdita, una piccola vincita e una piccola perdita. Ora, questa che vedete adesso è l'animazione di quando la ruota è in stand-by. Nel momento in cui la giriamo parte questo tipo di animazione qua, con le luci rosse e blu. Nel momento in cui per esempio andiamo a fermarci adesso in grande perdita, si rigira, riparte, ci fermiamo su small win, si rigira, riparte l'animazione della girata, ci fermiamo su small loss, la polizia no, poi si rigira e ovviamente andiamo sul nostro jackpot, ovvero il premio più consistente. Detto questo, ora non perderò altro tempo Detto questo, non vi spiegherò altro, smonto tutto, così passo la palla a Leo che finisce di programmare meglio un po' tutte le tempistiche e io passo alla finitura. Passo la palla a Leo, ora tocca alla finitura. Boero opaca sul legno, pennello e nessuna paura. Sulla base della ruota scende il nero, cupo e deciso, mentre sistemo lo stand col sudore sul viso. Lì col vinile, strisce nere che girano piano. Disegniamo le fette, il premio a portata di mano. Big Rocket accetta solo sfide fuori di testa. Ma sorride, finisce la ruota e prepara la festa. Ma c'è un'ombra nell'aria, un presagio di sfortuna, mentre bianco diventa arancione sotto la luna. Big Rocket accetta solo sfide fuori di testa. Mario sorride, finisce la ruota e prepara la festa. Ma c'è un'ombra nell'aria, un presagio di sfortuna, mentre bianco diventa arancione sotto la luna. Tutto brilla, tutto splende, sembra un lavoro pulito. Mario ignaro che il dramma è già lì tra le pieghe del dito. L'arancione è perfetto, la struttura è serrata, ma non sa che tra un minuto inizierà la sbandata. Ok, il lavoro da fare adesso è quello di prendere
questo rotolo di pellicola magnetica, che è quella pellicola che mi ha consigliato qualcuno di voi su Instagram, un certo Mirko. Serve per stamparci sopra e fare le scritte sui furgoni o sul resto. Non si può tagliare con il laser a CO2 perché è PVC e il PVC non si taglia col CO2, fumi brutti, male, morte e spacchi il laser. Per cui il Leo mi ha preparato 2 dime e di queste sono spicchi che devo farne 12 e l'altro per le piccole vincite e le grandi perdite 4 di questi. Avanti tutta che manca poco, raga, manca poco. Ora con i nostri tubettini in mano, i nostri dadi, abbiamo stampato questi piccoli spessori che entrano perfettamente qua e semplicemente allineano il nostro dado M6 con questo tubo qua in alluminio che ha un diametro esterno di 12. Dopo di questo andiamo a mettere la sua rondella che è del 12, andiamo a inserire nel forellino, tac, e andiamo a tirare poi da dietro, così per 28 volte. Quel giorno lì arriviamo alla sera alle 10, giornata del totale. Continuano a cadermi robe dalle mani e io so quell'istinto lì cosa dovrei fare, invece no, testa da continua dritto, vai, voglio vedere progressi. Ci mettiamo lì, dico dai Leo fermati 10 minuti, non di più, 10 ho detto, cosa vuoi che ci mettiamo 10 minuti? Prendiamo la ventosa, proviamo a attaccarla, la ventosa cede, distrutto tutto il lavoro per risparmiare 10 minuti di tempo. Dopo averci dormito un attimo su, non c'è altra soluzione che andare avanti, keep going, vai avanti, risolvi e cerca e spera di fare in tempo, Ci serviva un miracolo, ci serviva proprio un miracolo per terminare in tempo. Evviva imprevisti continuamente, che bello. Andiamo subito a sistemarla, utilizziamo di nuovo il Polymax, mezz'ora dovrebbe asciugare il tutto e sistemarsi un po'. Però una volta che la va Galizia, dico. La mattina dopo non c'era spazio per lo sconforto, chirurgia d'urgenza, rincollare, stuccare e pregare che la vernice asciugasse in tempo. 48 ore senza dormire per rimediare a un errore di 10 secondi. Dopo la giornata di corsa totale siamo riusciti a risolvere la maggior parte dei problemi, ritocchini, questioni. Ho messo ieri notte i ventilatori che così potessero asciugare il fondo a base solvente che ho dato sulla parte arancione della ruota. È asciutto al tatto, quindi diamo una leggerissima grattata con una 320 o su di lì, copriamo tutto e cominciamo a dare la finitura arancione a questo, che di oggi dobbiamo assemblare, finitura un po' per tutto, non abbiamo più tempo, gli imprevisti ci perseguitano. Allora raga, finito tutto abbastanza in tempo, come sempre per il rotto della cuffia. Le ultime robe che mancavano erano cablaggio del cavo nella base, secondo batch di magneti, ritocchi e colore, zam. Ok. La accendiamo? Vai. Sperando. Si può fare! Vaffanculo. Yeah, boy! Ok, ci vediamo da Impavida.
Beh, ma è spettacolare. Guarda, bellissima, è proprio bellissima. Bellissima, no? Ti sei superato, ma non avevo dubbi. Ogni progetto comincia sempre con un sì, soprattutto progetti come questo, dove non abbiamo la più pallida idea di come riuscire a farlo. È lo spettacolo della natura, no? Non esagerare, non è... Ma se unite tutte le teste giuste, un modo per risolvere il problema c'è e lo si trova per forza. Complimenti al Big Rocket Project, come sempre, sono numeri uni. Dopo 1 anno e mezzo che ho cercato di selezionare le persone migliori da inserire qua dentro, perché devi essere veramente malato per lavorare qua dentro, devi avere un'attitudine di un certo tipo, oggi ho questo tipo di fede totale, ogni progetto lo riusciamo a risolvere. Ma non c'è proprio niente che tu non riesca a costruire, è una cosa incredibile. Questa è un'ottima sfida, di solito Cioè, è proprio non lì c'è la sfida. niente che tu non possa costruire, incredibile. Bellissima, Basta. super bella. Aver avviato un laboratorio di prototipazione è proprio questo, riuscire a dare vita ai progetti più folli che ci proponete. Alla fine però tiri le somme e dici, ma ne vale la pena?